gente laggiù ci ha già visti nel campo. Eccoci. Cosa fai, la live? Del 1990. Nico, dobbiamo farci una foto. Non so di che anno sia, però. Questo nightclub, con annesso hotel, era uno tra i più esclusivi e chiacchierati del Veneto nel periodo che va dagli anni 70 ai 2000, anno della chiusura definitiva. Il locale fu aperto nel 1974 da una proprietaria tedesca e accoglieva ospiti da tutto il Veneto e oltre. Il night era famosissimo per gli spettacoli di striptease e burlesque e tra i frequentatori più assidui risulta anche il noto capo della cosiddetta Mala del Brenta, Felice Maniero, che qui pare avesse anche una sua stanza riservata. Il locale ha avuto molto successo per diverso tempo, poi però arrivarono problemi di ogni sorta, anche legali. La proprietà venne quindi venduta ad una famiglia lombarda, che però non è riuscita a gestirlo e a tenerlo all'altezza del suo glorioso passato, tanto che verso la fine del 1999 ha deciso di chiudere definitivamente. Ad oggi, voci di paese riporterebbero un recente acquisto della proprietà successivo alla nostra visita. Nico, vieni per qua. Mamma mia. Shh, 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 shh. Di qua c'è la piscina. Ehi, vieni avanti. Fai luce giù, Nico. Non so se si vede. Sì. Buongiorno amici.
amici e benvenuti in questa nuova esplorazione. Sono molto emozionata perché siamo in questo albergo con il suo locale barra discoteca, barra balera, visto che stiamo parlando di un locale che funziona negli anni 70 e è bellissimo perché c'è tutto, compreso un custode che sappiamo benissimo che gira, quindi siamo un attimo qua sul chi va là, anche perché non tanto tempo fa abbiamo visto il video di due famosissimi esploratori, Puoi dirlo? Dose e Dada, che da qua sono stati cacciati in un modo appunto dal custode che noi finora non abbiamo ancora incontrato. Andiamo a scoprirlo. E al momento siamo nella zona della discoteca, non so se si vede in questo ho già momento. fatto delle riprese ok, con il microfono. perfetto. E adesso andiamo a vedere un po' cosa c'è, sappiamo c'è tanta roba qua dentro da vedere, è rimasto tutto fermo nel tempo. Andiamo a vedere. In silenzio. Siamo proprio in strada. Cioè si vede una macchina passare. Questo stessi parlando. No, no. Mamma mia, fa rumoraccio qua. Sera, posso avere un gin tonic? Secondo, vediamo se ce n'è rimasto ancora qualcosa. O un vodka lemon? Un bel cazzo. Una banzerina. Adesso. Non so se si riesca a vedere, ci sono tutte le scritte di chi è stato qua, anche cazzate. È lo stesso di qua. La porta un pisello, Mi mancava il pisello. una bestemmia. 85, però non so che cos'è un partitore, Questo francamente. qua, vedi che ci sono i numeri. Girati dietro di te. Guardaroba. Sì, questo qua è il centralino. Che figata. Vediamo se funziona. Corridoio, Nico. Corridoio ragazze. Guarda che bello. Guarda. Cazzo. Night, balconata. Eh sì, vedi, night, balconata, camerini, Però c'è scritto terrazza. ristorante, albergo, nuova villa. Che è quello? Credo che sia quello qua di fianco, la villa. Salute. Guarda, piscina, vedi qua. Eh no, piscina è qua. Guardaroba, vedi. Che Noi siamo sotto? qua, Che strano. E quindi siamo qua. Forse vogliono cambiare il nome. Non lo so. Guarda che roba, guarda le tende. Come si sono conservate. Conservate per non voler dire.
caso un citofono distrutto. Ah, qua si va sul terrazzino. Si va sul terrazzino? Sì, guarda la TV. Credo che sia la TV distrutta. Così? Ah, la TV? Sì. Ah, sì, mi ricordo che... Aspetta. Lì, ragazzi. Qua c'è il pezzo di TV qua. Ah, qua si va alla casa. Qua si va alla casa. Lì? Sì, che è aperta. Sono andatissimo, guarda. Cazzo. Guarda che soffitti. Oh. È partito? Sì. Chiudiamo il video di oggi, ragazzi, direttamente dal garage perché siamo scappati via. Se sentite il rumore è la Ella, la cagnolona, dopo ve la faccio vedere la Ella e Rufio. Che batte la coda. Che battono una coda. Siamo dovuti scappare perché abbiamo già finito la nostra visita, la nostra esplorazione. Stavamo scendendo giù dalla collina per uscire. È arrivato un signore che abita di fronte al posto dove eravamo e ha cominciato: cosa fate? Chiamo i carabinieri e il resto. Noi ci siamo un po' nascosti, lui ci ha visto lo stesso, quindi siamo dovuti ritornare su per la collina, fare tutto il giro per entrare dove eravamo entrati, che lui dice che era tutto chiuso, che avete scavalcato. Non è vero, era aperto, non abbiamo scavalcato niente, zero. No, sul davanti è tutto aperto, ma dietro non abbiamo scavalcato niente, era per entrare, quindi il signore è stato attaccato. Esatto. Comunque alla fine siamo tornati a casa sani e salvi, dai. Non abbiamo trovato i carabinieri, beh, caso abbiamo fatto. Che schifo. Bene, dai. Ragazzi, Io ho la camicia. il video finisce qui. Supportatemi perché il canale è mio, ma supportateci a tutti e quattro gli avventurieri con un like, iscrivetevi al canale e seguiteci nella nostra prossima avventura. Adesso vi faccio vedere la Ella e Rubio. Vieni qua. Sì, è Rubio. C'è Rubio e Rufio. Eccola Ella! Ciao Ella! Non mordere. Ciao Ella!